Dunque, lei è? Desiree, di Yupo al tubo. Non divaghi e si attenga alle domande. Dove si trovava il 3 aprile 1077? Ma c'è domande spazial, non ieri mica a sud. Sarà meglio che si procuri un alibi. Colori preferiti? Giallo e blu. Ah, sono anche i miei. Animale preferito? L'aquile. Bella! Pensi, ne ho una sempre con me. Ora, una domanda decisiva. Qual è il suo piatto preferito? E come c'è disio? Frico, gubane, tiersons. Frico. Ma allora tu sei sforlane patocche? Tu potevi sdilo da ormai anche tu che tu vegni de patrie? Sigur, o vende patrie dal Friul. Ma lui, sai al perché che il Nettri Friul si chiama patrie? Vedo che i ruoli si sono invertiti. Dai, contimi tutto. Se il frico al stae polente come che il patriarchiat di Aquile al stae patrie, allora gli è fatte, o pensares. Ma spietait, a no furlans, non us plase in lis robics facilis. Di fat, o clamin così il Friul, par plui motivs. Dut al nas quanche il Friul al devente un stat indipendente, propite sot dal patriarche di Aquile, con lez e tradizions duti sos, e un parlament dulà che iere rappresentate tutte la società. Plank a plank, o sintor dal secol XII, i store stanz prime, poi il popul e infine i foresti, attacchino a clamà patrie il Friul, per rimarcare che è un sistema politico, amministrativo e giuridico, dal dut par cod so, e anche dal dut differente rispetto al patriarchiato ecclesiastico. E poi l'identità è sempre stata una roba seria, ben definite, che si parte da une lingue e une culture uniche, speciali. Insomma, il termine patrie ha panto un senso di appartenenza comune, calchiato un spieli sempre più forti in una entità sovrana. Bon, sì, ogni tanto gli state dure, tra una guerra di qua e una invasione di là, non è stato facile restare soreaghe. Però, par mil eins, si sin sempre clamati così. Neanche Vignese non usa chiavati il nome di patrie. Fintre mai, qualchidun di loro al pensava che il termine patrie al derivasse dal fatto che i fondatori delle Serenissime avvenivano dal Friuli e chiamarono il Friuli patria, donde crederon essere venuti i loro progenitori. In realtà non so mai che al di così, né che gli entri in qualche forma il non patriarchiato. Come dissi storico Picotti, è più probabile che fosse un termine che si è affermato tete di miec, proprio per definire una provincia ben distinta di che altri, con la sua autonomia e che aveva istituzioni e tradizioni tutte sos. L'epoca dei nazionalismi non ha fatto bene a che non, anche se fra une burrasche e che altre, è sempre tornata a flor. C'è mood, non è finita qua. Sicur che no. Ah, tu mi stavi anche ascoltando. Ma che aquile che dicevi in prim? Vele? Oh, come sì che è la festa de patrie dal Friul. Mandi!